Buonasera a tutti, bentornati. Vediamo insieme che abbiamo l'onore questa sera di avere in studio Vittorio Di Dio, vicepresidente regionale Veneto, Movimento Nazionale per la Sovranità. Buonasera. Di Dio, anche voi sovranisti, perché adesso va molto di moda questo termine sovranismo, no? Voi non c'entrate? No, noi siamo assolutamente sovranisti perché riteniamo che l'Italia abbia già da troppo tempo abdicato questa sua sovranità nazionale, appaltato questa sovranità nazionale all'Europa, un'Europa che non ci piace, un'Europa che non garantisce gli italiani, non garantisce il popolo italiano, non consente agli italiani di potersi esprimere, per cui di poter vivere meglio, che ci impone solamente a fronte di trattati e quant'altro regole, e molto spesso anche regole inaccettabili, per cui anche sciocche, e riteniamo che sia giunto il momento di riprendersi le chiavi di casa. Ecco, questo noi siamo certamente per l'autonomia del Veneto, perché l'autonomia è la prima forma di sovranità. Per cui chiaramente poi va controbilanciata con uno Stato, con una Repubblica presidenziale che ne controbilanci i poteri, ma assolutamente siamo d'accordo, all'interno di uno Stato che ovviamente deve essere o dovrebbe essere federale, e certamente non la disgregazione dello Stato nazionale, ma all'interno di una federazione. Io non vedo effettivamente a livello mediatico segnali positivi in questo senso, cioè vedo molta, come dire, un po' di fumo, un po' di apparenza, un po' di buona sana volontà, però io, diciamo, anche se non sono veneto di origini, per ormai sono 30 anni che sono qua, sarei un po' preoccupato, non la vedo molto trasparente questa autonomia. Ma guardi, io a Roma c'ero invece alla manifestazione, devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Quella di sabato? Quella di sabato, sì. Che sono rimasto piacevolmente sorpreso perché c'era veramente tanta gente, non 10.000 o 15.000 come i più si aspettavano, ma io credo più di 50.000 sicuramente. Questo è stato un segnale molto forte. Peccato che le TV, diciamo, la RAI, ecco, diciamo, le TV di Stato abbiano fatto vedere poco questa grande manifestazione di piazza, che aveva, come diceva lei, un significato molto chiaro. Insomma, questo è un governo che gode, almeno fino ad oggi, di un forte consenso, perché è il primo governo che ha tentato di invertire il paradigma e di cercare di dare, magari anche sbagliando qualcosa, ma di cercare di dare i soldi nelle tasche dei cittadini, nelle mani dei cittadini, per cui dei lavoratori, dei padri di famiglia, cioè, piuttosto che nelle tasche, nelle mani delle banche, dei grandi industriali, della grande impresa, che sappiamo negli anni scorsi, negli anni passati abbiamo visto cosa hanno fatto. Va bene, lei crede Di Dio. Ma come mai, secondo lei, Di Dio, visto che lei parlava di un governo di controtendenza, l'imprenditore è sparito? Cioè non si è più parlato delle necessità delle imprese. Poi Speranzon ci dirà anche la sua sulle fatture elettroniche, perché comunque magari come presidente dell'Ater di Venezia magari potrà dirci qualcosa. Io penso che gli imprenditori comincino a vivere quello che è un momento difficile per loro, ma è un momento difficile perché noi veniamo da alcuni governi, cito quello di Renzi e l'ultimo di Gentiloni, di centrosinistra, che hanno portato la pressione fiscale al 42,6%. che hanno generato oltre 4 milioni e mezzo di poveri che sono nella soglia della povertà assoluta e una disoccupazione, soprattutto quella giovanile, che supera il 40%. Questi sono i dati che vengono fuori dagli ultimi governi di centrosinistra che abbiamo avuto. È chiaro oggi, con una crisi ancora forte, e qui grazie anche all'Europa che ci impedisce quasi di uscire dalla crisi con i nostri mezzi, perché avete visto che è stata fatta una manovra in deficit, ma non in deficit vuol dire del 2,4%, adesso pare che 4 decimi li recuperino e ci hanno detto di no, quando per 10 anni tutti i governi che si sono succeduti, cioè dal governo Berlusconi 2009 fino all'ultimo governo Gentiloni, le manovre che sono state fatte
tutte in deficit, partono dal meno 5 per poi arrivare al meno 3, meno 2,9, eccetera, e andava tutto bene. Questo governo fa una manovra del 2,4, non va bene, lasciamo stare i motivi. È chiaro, insomma, che questa Europa per noi è più un freno, ci frena di più che spingerci. Ed è chiaro che a un certo punto gli industriali, le industrie risentono e cominciano a sentire pesantemente questa crisi. Però non c'è dubbio che la Lega di Salvini non è la Lega di Bossi, ma è un'evoluzione che ha portato la Lega a raggiungere, alcuni dicono il 35%, io dico il 32, il 33, gli ultimi sondaggi che ci faceva conoscere Tecne era intorno al 32-33. Voglio dire, sono dei risultati, dei numeri che non si discutono. Se noi guardiamo il risultato elettorale, politico, lo riconosco, ma abbandonando quelli che erano. Ma non voglio guardare, ho capito quello che dici tu, ma non voglio guardare solo il risultato. Il risultato è una componente importante per chi fa politica. Io dico solamente, la Lega ha avuto un'evoluzione in positivo, perché i numeri lo testimoniano, ma anche il gradimento fra la gente e anche al sud. Per esempio noi come Movimento Nazionale per la Sovranità al sud abbiamo fatto campagna elettorale per Salvini, per le liste Noi con Salvini, e abbiamo portato i nostri militanti a votare per Salvini. Certo, ma l'evoluzione che a noi è piaciuta e piace, che ha imposto, che ha tracciato Salvini. Però questo scusi, sarebbe un contrasto, perché voi siete sovranisti e Salvini ormai sovranista non potrà più essere, perché di fatto a Roma, nel momento in cui ha unito Roma, ha cercato il consenso al sud, l'autonomia. Guardi che Salvini oggi è forse l'unico, o magari se non l'unico, uno dei pochi, che dice: noi dobbiamo difendere la nostra cultura, le nostre peculiarità, la nostra tradizione, la nostra sovranità, la nostra libertà nazionale. È l'unico che lo dice, e infatti oggi Salvini ha un gradimento che è quello che dicevo. Salvo poi Vittorio Di Dio, vicepresidente regionale Veneto Movimento Nazionale per la Sovranità. Buonasera.